arrivas. Italia in cesso, c'è stato tutto tranquillo, vedi anche il doppio colluttorio e tutto quanto. L'unica cosa, vedi, secondo me anche qua, magari qua no, ok, che ci mette roba alta, ma fare qua un divisorio e qua una mensola a due ripiani, cioè vedi, bisognerebbe pensare più con l'ottica di chi in camper ci vive, non per fare dei camper che sia da vendere ai full timer, ok, no, ma se uno lo fa con l'ottica di chi ci vive, e dopo ovvio che chi ci vive anche per un breve periodo di una settimana o 3 giorni si trova molto più facilitato, cioè tipo anche cazzatine, ok, qua trovi il porta spazzolini e dentifricio, non è mica una roba da poco, o lo blo in bagno, sì, che tra l'altro manca in doccia, andrebbe anche in doccia, persi qua, capisci, sono tante cose. E comunque un posto per mettere la scopa, c'è nessuno un posto per mettere la scopa col portascopa, par cazzate, dove mettono la scopa? Porca troia, quante bestemmie ogni volta, quante, ogni volta che apro sta merda di cose, tutti i bicchieri, ogni volta, Italia, madonna, andrà via sto merda di coronavirus che andrò dal falegname a finire sto cazzo di camper, che è invivibile così, cioè ripeto, Top Group qua ha fatto un capolavoro, ok, del camper, ma comunque nessuna marca al mondo ha mai fatto un cazzo di camper, come dico io, decente, perché purtroppo giustamente lo si pensa per le vacanzine, per il campeggio, hai capito, ossia per effettivamente l'utilizzo che ne fa la maggior parte delle persone. Ma se andiamo a chiedere, diciamo, il massimo, secondo me, da un camper, non ci siamo proprio con nessuna marca, nessuna, veramente. E ne ho visti a centinaia ormai di camper che ci sono salito. Cioè, perché, no, non voglio fare il pigna, no, quello che è il precisino, eccetera, eccetera, ma un camper che cazzo è? È una casa, come botta il vento, è una casa, ma è una casa molto piccola, quindi cosa significa? Che deve essere una casa intelligente, perché è piccola e quindi ha bisogno di molta intelligenza per dare tutte le funzionalità e i comfort a chi ci abita, ok? Quindi cazzo, produttori, porca troia, deve una descantata. Oppure chiamate Singano che vi fa lui un bel progettino di un camper, ma roba seria però, no? Come mamma. E comunque, scusa che intanto netto i veri, che gli ho messo il vetril perché quando mi lavo i denti faccio il disastro io. Allora, comunque, cioè, è colpa anche nostra, e qua diciamo apro un altro discorso, nostra, dei camperisti, dei full timer, cioè di tutti quelli che prendono un camper, che sbagliamo già fin dal principio, cioè è stata anche colpa nostra se ci sono tante cazzate e camper di qualità scadentissima, perché non ci siamo messi in testa, ok, io voglio un camper, voglio una cosa molto particolare rispetto a un'automobile, mi faccio la patente C, come mi sono fatto la patente per la moto, porca di quella troia, mi faccio la patente C per il camper, hai capito? Quindi non dovrebbero più esistere, secondo me, i camper da 3,5 quintali, quindi dovremmo avere tutti dei bei camper, non dico tanto spaziosi, ma robusti, tutti in vetroresina, in alluminio, in coso, come cazzo si dice, in legno massiccio, con i water di ceramica e tutto quanto. E tu mi dirai i costi qua e là, ma non credere, sai, non credere. Cioè io intendevo i costi riferiti ai consumi, ok? Poi beh, per carità, tra l'ingegnarsi a fare roba di cartone o utilizzare direttamente del buon legno, hai capito? Chiaramente il buon legno costerà di più come materiale, ma alla fine, insomma, del gioco non credere, che ci siano chissà che enormi differenze. Vedo camper di cartone, ma proprio di cartone, che escono dalle fabbriche a 80.000 euro, quindi insomma ragazzo, dai, frustrato tutto. Quindi possiamo dire, Italia, che la colpa è anche nostra, ok? Sì, possiamo dirlo.
è una conseguenza. Ci sono tante cose nella società e nella vita che non sono nient'altro che una conseguenza del nostro essere. Vedi, ad esempio, noi quando ci lamentiamo della delinquenza, della politica che abbiamo in Italia, cazzate, è tutta colpa nostra che tacitamente acconsentiamo tante cose. Acconsentire tante cose fa sì che si creino, ok, mattone dopo mattone, tutte queste cose malate che rovinano la società, perché non vogliamo dare il minimo peso all'istruzione. Per istruzione non intendo matematica, storia, geografia, quelle cavolate là, no, per istruzione intendo il senso della vita, insegnare la percezione del giusto, del sbagliato, non tanto l'iniettare una morale e un'etica, hai capito? No, far percepire la realtà a questi giovani che poi saranno il futuro e che poi saranno la società. Hai voluto non punire i delinquenti, hai voluto difenderli e vedi, questo dopo tutto quello che succede, è normale, è una conseguenza. Ci sono dei posti che le cose se le risolvono da soli e le cose funzionano. Noci brasiliane, le adoro, mamma mia. Quindi hai capito, ragazzo, che in tante cose della vita la colpa non è tanto sempre di chi le combina o di cosa le combina, ma è anche colpa nostra che le lasciamo accadere. Un po' come, no, il buon Gandhi diceva sempre quella frase che è stata echeggiata da tantissimi altri pensatori: sii l'esempio che vuoi vedere nel mondo, perché non possiamo neanche più ragionare ma tutti fanno così e tutti fanno colà, perché hai visto, basta che inizi uno. Hai visto quanti vegetariani, quanti vegani, hai visto quanta gente che fa la differenziata, hai visto quanta gente che butta l'olio di semi al posto del gasolio nel camper, o non farlo mai, va sui vecchi motori, non su quelli nuovi. E quindi vedi, hai visto quanta gente che non uccide più a sassate i cuccioli di cani quando nascono, perché? Perché inizia uno, inizia l'altro, il bene, cioè la ragione si espande a macchia d'olio e col tempo cambia anche la visione collettiva della società. Cioè, tipo, al giorno d'oggi non è più normale, secondo me, prendere una persona, portarla in piazza e dargli fuoco, hai capito? Mentre fino a 400 anni fa era normalissimo. Per chi mi dovesse contestare il discorso dei 400 anni fa circa, ossia 1600, ti ricordo che a Roma, in piazza Campo dei Fiori, quel signore che tu trovi tanto nei libri di storia, no? In certi post, no? Quello col cappuccione, no? Che sembra un po' Eminem del passato. In realtà non è l'Eminem del passato, quello lì si chiamava Giordano Bruno, è stato sì un uomo di chiesa inizialmente, un grandissimo pensatore dell'epoca, e come sai ogni pensatore, per essere tale, per essere genio, deve creare, e per creare tu sai che devi andare fuori dal conosciuto. Andare fuori dal conosciuto significa anche, soprattutto all'epoca più che ora, c'è gente che cammina con questo vento qua, comunque significava all'epoca più che ora l'andare contro, ok, alle istituzioni, un po' come adesso quando succede che qualcuno dà delle informazioni diverse da quelle che danno le forze dell'ordine, eccetera. È un po' una sorta di attentato contro lo Stato, hai capito? Uguale, una volta la Chiesa, una volta è venuto fuori un tizio e diceva ma Eppur si muove. No, non era riferito al pipino al mattino, no, era riferito alla Terra, no? Al sistema solare. Diceva ma qua si muove, la Terra è rotonda, eccetera eccetera, e lo stavano per bruciare anche lui per eresia, hai capito? E non so perché arrivo a questi discorsi. Comunque anche tardi, vorrei andare a mangiare. Stellina, quanto ci rompiamo le ballotte? Poretta, perché pensa, io, essere umano, ma anche tu, no? Noi possiamo avere TV, computer, quelle cose là, ma i cani, poretti, sai cosa fanno tutto il giorno? Sì, ok, la porto fuori a pisciare, ma non è quelle passeggiatone che ci facevamo una volta, quelle belle corsettone, Povero cane. Fortuna che vengo a torturarti qua ogni tanto, così, esatto. Se no, che vitagramma. E ti tiro la pallina. A proposito, dov'è la pallina? Mi. La pallina, dove l'hai buttata? Dov'è la pallina? Dov'è? Ah, lì era la lì era la pallina. Ah, ok. Me fai giocare anche a me con la pallina. Anch'io vorrei. Anch'io vorrei giocare con pallina. Anch'io. Gelatina. Cara.
Mio GP bello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Stellina, arrivano i baù. Ah, i baù che fanno baù. Guarda che si è impigliato, hai visto? Come fai te nell'albero col guinzaglio. È rimbambito anche lui come te? Ma sì! Italia, un piccolo trucchetto per chi magari è nuovo, diciamo, del camper, perché leggo molti commenti su Facebook, molti post dove dicono che paura il camper che si sballotta col vento, no? Che corre di qua e di là. Attenzione, cioè sì, ok, mettere in prima. Sì, perché se non tiri il freno a mano, la prima ha comunque quei 5 centimetri abbondanti di corsa della ruota, no? Hai capito? Tra l'avanti e l'indietro, e quindi il vento comunque ti può spostare un pochino avanti e indietro. Col freno a mano almeno hai le gomme ferme, hai capito? Sembra di no, ma molte persone, soprattutto certe ragazze ho letto, no? Che restano abbastanza parecchio impressionati, no? Dal fatto che il vento gli sposta il camper, prendono un po' di paura, hanno un po' di angoscia, diciamo, no? Tirate il freno a mano, vedrete che l'angoscia andrà giù più o meno di un 80%. Eccolo. Vai Sigari!